Buongiorno bellissimi, giorno 72, guardate dove ci siamo svegliati, un posto bellissimo. È uno spettacolo. Stanotte ha fatto anche freddino, ci siamo rintanati nel sacco a pelo. Quindi, strano, le temperature vanno su e giù in una maniera pazzesca durante il giorno e la notte. Ore 10, oggi ripartiamo tardissimissimo, un po' perché abbiamo dormito maluccio, o almeno io ho dormito maluccio. Io ho dormito benissimo. Io mi sono svegliato mille volte, veramente, un po' per il freddo, per la posizione. Ho veramente fatto fatica a riposare stanotte. Adesso abbiamo ripreso la strada ciclabile che conduce fino a Masamè e dovremmo raggiungerla oggi, quindi con oggi termina il percorso ciclabile lunghissimo che è durato con oggi 4 giorni. E siamo a Sant'Amò Val Thorez. Adesso facciamo giusto senza il tè! Sant'Amò Val Thorez e faremo un po' di spesa per il pranzo. Oggi solo il pranzo perché nel pomeriggio raggiungiamo Masamè, che è un po' più grandina e quindi possiamo rifornirci. Che carino sto paesino! Oggi mi sa che pranziamo con pane, pesce e yogurt. Il cibo della giornata! È l'una e abbiamo trovato una panchina all'ombra dove penso che faremo una pausetta. Abbiamo già percorso 9 km e mezzo e ne mancano circa 6-7 a Masamè, dove vogliamo cenare stasera con qualcosa di un po' più consistente dei soliti pasti che prendiamo al supermercato, e poi continueremo la sera ancora un po', quindi cerchiamo di restare sempre sui 20-22 km. Boom! All'1:30 abbiamo trovato un bel tavolino fresco all'ombra e mo si mangia. Non fare! Abbiamo fatto circa 12 km, quindi siamo poco di più dell'obiettivo giornaliero. Ok, pannello piazzato. Ho visto che carica molto bene. Se mi ricordo ogni volta che ci fermiamo di metterlo al sole e di iniziare a caricare, mi riesce a tenere tranquillamente in piedi il telefono tutto il giorno. È una cosa che mi rende più rilassato. E il nostro pasto è pronto. Hai fame? Hai fame? Sì! Anche io ho delle strane beccate, ma solo sui piedi. Penso che possa esserci qualcosa nel sacco a pelo. Mi sa che dobbiamo portarlo in lavanderia. O forse banalmente perché cammino sempre scalzo e magari ieri sera mi ha appunto qualcosa. Buh. Comunque sono le 3 passate, io sto facendo un po' di editing e Marta riposa. Anche se con questo caldo, è tornato caldo, è difficile riposare. Eccola lì, poverina, sfinita. Fa caldo. Sì. Eccoci, ore 4:30 ripartiamo. Fa ancora caldissimo, però mancano solo 5 km a Masamè. Poi ci andiamo a rinfrescare in un supermercato e forse mangiamo qualcosa lì per lì. Solo che sarà un po' presto, quindi vediamo. Sono le 6:20 e siamo entrati a Masamè. E indovinate dove siamo? Nella Voie Verte ancora. Abbiamo scoperto che la ciclabile continua fino al centro città e finisce esattamente dove vogliamo andare. Bellissimo. Eccoci, sono le 9:15, ci siamo mangiati un bel kebabone gigantesco. Ho male di pancia. E la cosa migliore è che c'era una bellissima presa di corrente attaccata al tavolo, quindi abbiamo ricaricato bene le batterie, che ultimamente con i pannelli solari sì, riuscivo a tenere caricate, ma era sempre un po' una rincorsa, La sfida. Comunque Masamè
È interessante, cosa ne pensi? C'erano delle cose molto carine. Il centro non era male, c'era anche una bella fontanella con il sapone. Bello. Con l'acqua potabile. Un rubinetto nel muro, cioè era quello. C'era qualche casetta, qualche Sì, scorcio un carino. paese. Vabbè, adesso lo abbandoniamo. Abbiamo deciso di andare in direzione di Toulouse, non seguendo la strada principale che sarebbe stata la più corta ma anche la più brutta, e quindi passeremo attraverso tutti i paesini facendo un po' uno zig-zag fino ad arrivare alla grande città. Probabilmente in circa una settimana ci arriviamo. Sono le 10 ed è la prima volta che Marta ancora non ha trovato un posto per la notte, o meglio, non intendo dire che lei debba trovare il posto per la notte, ma come sapete a me è già capitato più volte di camminare al buio fino a trovare un posticino, invece lei ancora no. Come ti senti? Ore 11, finalmente abbiamo finito di preparare la tenda, ci siamo piazzati in un campo. Abbiamo camminato un po' per stradine sterrate al buio, è stato divertente, c'erano versi strani, pecore con gli occhi scintillanti e alla fine, tada, abbiamo tutto pronto. Adesso andiamo a nanna che siamo stanchini, anche se prima mi sa che daremo un'occhiata al cielo perché domani è il 10 e quindi in questi giorni ci sono le stelle cadenti, chissà. Buonanotte, ciao bellissimi. Ciao bellissimi, sono le 8:30 e siamo ripartiti dal campo dove ci siamo accampati ieri sera e subito siamo finiti in una stradina di bosco in salita con i sassi per svegliarci bene. Diciamo che senza il carrellino sarebbe stato più semplice, a saperlo non l'avrei montato e l'avremmo magari messo quando saremmo arrivati sull'asfalto. Eccoci, sono le 9 e abbiamo ritrovato l'asfalto. Abbiamo anche superato un piccolo paesino di nome Eggfond e adesso proseguiamo seguendo queste strade secondarie di campagna, di semimontagna, perché allora la mappa ci farebbe andare dritti per dritti sulla nazionale fino a Tolosa. Ma non vogliamo morire. E sono 80 km, quindi piuttosto aumentiamo di un 10-15 km la tratta e facciamo un po' di deviazioni e strade varie. Volendo abbiamo visto che ci sarebbe anche il cammino di Saint-Jacques de Compostelle, che in realtà parte già da un paese un po' indietro che abbiamo già superato in Francia. L'unico problema è che con quello il percorso è tipo il doppio più lungo, va a destra e a sinistra tantissimo. Non ha senso. No, e sarebbe carino da vedere, ma sicuramente in un'altra occasione. Penso che 2600 km ci bastino. È mezzogiorno e siamo a La Bruguière, probabilmente ci fermeremo in un bar. In realtà avremmo il pranzo, il problema è che vorremmo trovare un posticino fresco dove passare almeno le ore più calde perché oggi si crepa veramente tanto. Questo è stato costruito in Cosa mi dicevi? Questo è stato costruito in 1760. Ah, che spettacolo! Sembrava un banalissimo paesino e invece nascondeva questa chicca. Ok, all'ombra la temperatura cambia drasticamente. Probabilmente se troviamo una panchina ci possiamo già accontentare, anche perché tutti i bar e tutti i piccoli ristoranti sono già chiusi. La conchiglia. È l'una e abbiamo trovato un posto bellissimo dove passare un pezzo di pomeriggio. È una ludoteca praticamente, un bar dove oltre a bere e mangiare si può utilizzare giochi da tavolo. Adesso penso che passeremo un po' di tempo qua. È anche fresco. Sei contenta? Ore 4, ripartiamo dalla Bruguière. Questo paesino non ci aspettavamo assolutamente niente e direi che ci ha colpito molto positivamente. Adesso proseguiamo in direzione di Toulouse e il prossimo stop sarà un altro paesino che si chiama Saint-Affrique-la-Montagne.
Sono le 6:40 e oggi siamo un po' stanchetti. Non abbiamo fatto tantissimi chilometri, però mi sa che ci fermiamo un attimo prima del solito, anche perché ieri abbiamo smesso di camminare alle 11 di sera e ci piazziamo in questo bel praticello che sembra molto silenzioso, calmo e ombreggiato. Perfetto. Date il ben arrivato a Luca. Io ti voglio bene. Vieni da un vicino. Perché nessuno vuole essere mio amico? Indovinate cosa si mangia oggi? Pollo! Quale volete? Ciao bellissimi! È il giorno 74 ed è anche l'11 agosto. Ieri sera c'era la notte di San Lorenzo. Ci siamo accampati con la tenda su un prato, ma non abbiamo visto stelle cadenti, anche perché ci siamo addormentati molto presto, data la stanchezza. E per l'ennesima volta abbiamo recuperato, siamo ritornati sulla Gran Randonnée e in questo caso anche sul Cammino di Santiago. E siamo giunti a Viviers-les-Montagnes, che deve essere per forza carino, se no tutti quei percorsi e stradine che abbiamo visto non passerebbero di qua, no? Guardate come sono belli. Un po'. Ore 10, abbiamo fatto la spesa, fatto la merenda e adesso ripartiamo. Salutate Viviers-les-Montagnes. Stava sorridendo tipo, ragazzi. E percorriamo la Veloroute Castres-le-Revel. Ma cosa? Veloroute Castres Revel. E c'è sembra una patata. È una conchiglia. Fa caldo. Sono le 10:30, ma fa caldo. Ore 12, ci siamo fermati sotto una quercia, abbiamo fatto 12 km e mezzo e ora mangiamo qualcosa prima che venga caldissimo. Ore 4, ripartiamo! Dov'è che trovi la forza di ripartire con questo caldo alle 4? Tolosa. Il desiderio di arrivare in città. Tolosa. Equals bagno, equals doccia, equals letto. Sì. Fa caldo, fa davvero davvero caldo. No, Ma non proprio è una parola più estrema per esprimere caldo, perché veramente no, è inferno, è inferno. c'è un'arsura assurda. Il vento è caldo, l'aria è calda, il sole batte, è caldo. Oh, anche il paesaggio è giallo e trasmette un'idea di caldo. Bello, Marta che mi parte in mezzo alla strada perché ha visto l'irrigatore giusto quando passa la polizia, che ha anche rallentato. Andiamo a fare un bagnetto. Ci voleva bagnetto alternativo. Perfetto. Grazie contadino. E siamo all'Empo. Devo dire che il getto d'acqua rinfrescante ci ha aiutato parecchio a raggiungere la destinazione.
E noi continuiamo verso Blo. Ok, abbiamo voluto spendere ben 5 euro per questa limonata fresca. Ecco come siamo disperati. Eccoci, sono le 7:30 e abbiamo trovato un posticino per passare la notte. Si mangia. Oggi per cena abbiamo delle salsiccette, dei wurstelini tipici del Portogallo. Ma come è possibile? Eccoci qua, ore 9 e anche oggi siamo pronti a fare la nanna. Abbiamo capito alla fine che questo è il metodo più comodo per dormire, col suo materassino sotto al mio. E niente, ci vediamo domani. Ciao bellissimi.